Alle 7:26 di lunedì 24 luglio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Bene, cominciamo subito purtroppo con le emergenze di Catania e un po' di tutta la regione. Intanto mezza città Catania fa i conti con la mancanza di luce e d'acqua, con gravissimi disagi per i cittadini alle prese con il caldo infernale di questi giorni. Per stamane il ministro Musumeci ha convocato un vertice in prefettura per cercare di trovare una soluzione ai blackout elettrici e appunto alla mancanza di acqua. Nel frattempo il sindaco trentino ha emanato un'ordinanza a tutela delle persone fragili e bisognose. Ascoltiamo. Non solo l'aeroporto. Catania sembra l'epicentro di tutte le emergenze climatica, idrica ed elettrica. Proprio per questo il ministro per la protezione civile, Nello Musumeci, ha convocato in mattinata un vertice in prefettura al quale parteciperanno il prefetto Librizzi, il sindaco trentino, il capo della protezione civile nazionale Curcio, quello regionale Cocina, i vertici militari ed i rappresentanti di Enel e Sidra. E mentre si cerca di correre ai ripari, gran parte della città è senza acqua e senza luce. Le temperature roventi con medie di 40 gradi e punti di 47 nel catanese avrebbero infatti provocato il danneggiamento di cavi elettrici sotterranei. La conseguenza sono stati blackout che hanno lasciato al buio intere zone di Catania e anche di Siracusa, dove la luce è addirittura mancata per 15 ore. E distribuzione, dopo l'intervento del sindaco trentino nel quale chiedeva soluzioni immediate, ha spiegato in una nota che sta operando in condizioni di emergenza climatica eccezionale con temperature dell'asfalto che sfiorano addirittura i 50 gradi. Questo, prosegue la nota, ha provocato il danneggiamento dei cavi interrati. La gestione dell'emergenza è affidata ad una task force composta da 420 tecnici. I blackout stanno provocando l'interruzione della distribuzione dell'acqua. La città di Catania, spiega Sidra, che serve il 60% delle utenze cittadine, è senza acqua da tempo e non è possibile fare previsioni sui tempi di ripristino del servizio idrico, in quanto questi ultimi dipendono dal servizio elettrico da parte di E-Distribuzione. La situazione è monitorata dalla protezione civile. Unità di crisi è stata istituita a Palazzo degli Elefanti, mentre il sindaco trentino ha emanato un'ordinanza che prevede, fino a cessata emergenza, il proseguo delle attività del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile con numero di emergenza 095 484 000. Le ciminiere sono adibite con locali climatizzati in un centro per ospitare i soggetti fragili. Secondo le disposizioni, le farmacie ospedaliere e quelle di comunità dovranno provvedere alla conservazione o sostituzione dei farmaci distribuiti e soggetti a deterioramento se non conservati in maniera corretta, mentre le associazioni di volontariato, protezione civile e Croce Rossa dovranno assistere i soggetti fragili anche per la fornitura di prima assistenza di pasti e bevande. Inoltre verrà attivato un servizio di trasporto per persone fragili attraverso l'ausilio della MTS. E il caldo record inevitabilmente mette in ginocchio anche l'agricoltura. Bruciano frutta e verdura un po' in tutta l'isola, con pesanti conseguenze per i vigneti, in particolare nell'Agrigentino. Crolla anche la produzione del latte, inevitabili le conseguenze, cioè gli aumenti dei prezzi. Vediamo. Il caldo torrido che Caronte ha portato in Sicilia non solo sta creando disagi alle persone, ma anche agli allevamenti e alle coltivazioni. Bruciano frutta e verdura nei campi, con la conseguente perdita del raccolto e la carenza di foraggio per gli animali. L'assessorato regionale all'agricoltura ha disposto che i consorzi di bonifica forniscano maggiori quantitativi d'acqua distribuita in diversi orari, ma i danni ci sono. Secondo Coldiretti non c'è ancora una stima precisa, perché alcune zone dell'isola stanno soffrendo più di altre. Si registrano ulteriori danni per i raccolti attuali, ma anche il conseguente rischio di stress termico e di indebolimento delle colture, con ulteriori ripercussioni per le future produzioni. L'agricoltura è uno dei settori che patisce maggiormente l'ondata di calore. L'agricoltura è l'attività economica che purtroppo più di tutte vive quotidianamente le conseguenze meteorologiche, con impatti economici e morali devastanti. Ad Agrigento caldo fatale per vigneti, frutteti e orti a secco e che dovrebbero essere irrigati con l'acqua del lago Arancio, ma che per motivi burocratici non è ancora utilizzata. E poi il latte, circa il 30% in meno a causa delle alte temperature. Le vacche non lasciano la stalla neanche per pascolare, animali provati, stanchi, assetati, se si considera che ognuno di loro beve oltre 100 litri di acqua al giorno contro i 70 in media.
Come si dice, i guai non vengono mai da soli. Ci sono state 2 scosse di terremoto intorno alle 5 di stamattina, magnitudo una di 2,5 e l'altra 3,1 della scala Richter alle pendici dell'Etna in provincia di Catania. E secondo i dati dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia il sisma ha avuto l'ipocentro, cioè la profondità a 4 km giù, e l'epicentro a 5 km da Milo, ma fortunatamente non si segnalano danni a persone o cose. Allora Angelo, diamo un'occhiata ai quotidiani siciliani stamane. Sì, partiamo subito con la Sicilia e il tema è quello del picco dei consumi e i lunghi blackout. La Sicilia di fatto è in tilt, caldo e buio attanagliano privati e imprese nell'isola, attesa task force dell'Enel. L'ondata di caldo sta determinando anche gravi disservizi sul fronte delle forniture energetiche per famiglie e imprese che si ritrovano senza corrente. La denuncia di consumerismo no profit che parla di allerta blackout che colpisce soprattutto la Sicilia. Il presidente Schifani interviene con Enel che invierà una task force, ma intanto, a proposito di clima impazzito con l'effetto Caronte, grandine e vento, il nord conta i danni, al sud temperature ancora elevate e ieri diciamo a Catania, la provincia di Catania, sono toccati 47 gradi per 47. a Motta Sant'Anastasia alle ore 13, 47 gradi, questo il dato. Mamma mia. Poi vedete la vicenda dell'aeroporto di Catania, allacciate le cinture, decolla la polemica sul caso Fontanarossa, c'è uno scontro del ministro Urso e il governatore Schifani, ripresa a piccoli passi. E ancora leggiamo per quanto riguarda la cronaca, uno stalker devasta il pub della vittima e le lascia una dedica sotto casa. C'è anche una foto in cui si vede l'azione proprio dello stalker con tavolini e sedie divelte. Ancora il vertice a Roma sui migranti, un patto con i trafficanti, Meloni chiede l'appoggio dei leader africani anche del Golfo, ma intanto è caos a Lampedusa, c'è stata una maxi rissa fra fazioni sudanesi scatenata da minori. Insomma, la situazione è davvero tutta in evoluzione proprio sul fronte dei migranti. E poi c'è una sorta di Amarcord, la villeggiatura ai tempi del boom, una vacanza lunga un'estate, quando si poteva stare 3 mesi in vacanza in villeggiatura. Altri tempi. Altri tempi, assolutamente. Questa è la prima pagina, ma poi andiamo dentro e leggiamo il giornale, perché cominciamo con Fontanarossa, decolla la polemica, Urso attacca Sacca, c'è l'ira di Schifani, un vero e proprio botta e risposta, il ministro verifiche carenti sui programmi, situazione intollerabile, il governatore polemiche sterile, da Crosetto e Salvini atteggiamento collaborativo. Questa è l'idea di Schifani, ma intanto c'è anche una bella storia, fra virgolette bella, da Lourdes, andata e ritorno da incubo per 150 pellegrini già resi, Don Russo costretti, dice, a file estenuanti e al recupero di bagagli sotto il sole. E poi nessuno si dimette, parla il sacerdote che ha accompagnato questi pellegrini, il parroco del Duomo, vero? Facendo una sorta di giro incredibile per poter diciamo recuperare anche, prima per partire e poi per recuperare i bagagli. E la situazione in aeroporto, continuano i lavori di bonifica, obiettivo è la capienza dei passeggeri con 8 voli al giorno tra partenze e arrivi, traffico adesso aumentato. Mi sembrano pochini 8 voli. Insomma, un aeroporto che 39.000, 40.000 passeggeri al giorno, 8 voli sono. 8 voli, vantarsi di 8 voli mi sembra poco. Davvero poca cosa. E poi la pagina su Catania, perché come possiamo leggere, acqua 1000 litri al secondo in meno, Michele, perché la distribuzione è davvero a rilento, in fiamme cabine elettriche che servono i pozzi sidra, fuori uso gli impianti Corea e Turchio. Fabio Fatuzzo, che abbiamo avuto la settimana scorsa in trasmissione, e distribuzione ci fornirà una power station per il 50% del fabbisogno. Ordinanza di Trentino. L'origine è l'incendio delle cabine elettriche per l'eccessivo calore, questa è la spiegazione, del resto anche Tonino De Mana l'aveva detto poco fa. E poi segniamo
Protezione Civile, oggi vertice in prefettura con il ministro Nello Musumeci. Staremo a vedere cosa verrà fuori da questo vertice, a cui partecipa ovviamente anche il prefetto di Catania, il sindaco Trantino, il capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e anche quello regionale Cocina, e staremo a vedere, ci saranno anche rappresentanti di distribuzione. Come ti dicevo prima, a Motta Sant'Anastasia, Eccolo. 47 gradi alle ore 13, quindi il dato fa veramente... Bella quella foto col rubinetto che c'ha l'acqua, perché non tutti abbiamo i rubinetti. C'è poca acqua, con un filino gli acqui. d'acqua, però c'è. Però lì c'è, non tutti abbiamo avuto in queste ore l'acqua dai rubinetti. E poi la cronaca ha ritrovato il giovane scomparso, il suo corpo era in fondo al viadotto, a Caltagirone forze dell'ordine volontari lo cercavano da giovedì scorso e alla fine hanno ritrovato il corpo senza vita di questo giovane che evidentemente avrà avuto una disavventura. Staremo a vedere quali saranno poi gli sviluppi evidentemente nelle prossime ore. A proposito sempre di quanto accade, acqua, altri disagi in vista per un incendio, playa in ginocchio e danni per il blackout. Fuori uso sono gli impianti Corea e Turchio. La distribuzione ha garantito una power station, sarebbe praticamente un gruppo elettrogeno, diciamo così, esatto, che sopperirà al 50% del fabbisogno. C'è anche l'ordinanza del sindaco, come abbiamo sentito, con locali climatizzati, le ciminiere, e per i più fragili, per i bisognosi, il trasporto anche degli autobus della MTS, perché possano avere un po' di refrigerio in queste giornate così davvero complicate per il grandissimo caldo. Adesso lasciamo la Sicilia, siamo al giornale di Sicilia, si parla di caos voli, c'è lo scontro con Roma, la prolungata chiusura di Fontanarossa scatena il ministro Urso, mancanza di programmazione, economia in ginocchio, Schifani, un intervento scomposto a tutela di vicende localiste. Insomma, la polemica si sta infiammando, si allontana l'ipotesi di utilizzare la base Quindi di... avevano annunciato Sigonella? No, neanche Sigonella. quello. Salvini convoca una riunione per fare chiarezza per quanto riguarda la riapertura, che a questo punto per il momento vediamo abbastanza lontana. Ecco. E poi a Punta Raisi l'emergenza non finisce, 300 bagagli da consegnare, perché quindi c'è un po' di caos. Ai nastri... Se Atene piange, Sparta non ride. Assolutamente, ai nastri pesanti ritardi per il ritiro delle valigie, ieri ospitati 16 aerei da Catania, questo è il dato. E poi il vertice sui migranti, l'accordo internazionale insieme contro i trafficanti, questo scrive. E il giornale di Sicilia, blackout a raffica per il caldo, in Sicilia l'ira delle imprese, l'isola più colpita in Italia dalle interruzioni è nel colpa del sovraccarico per i condizionatori. C'è la protesta colpa nostra, insomma. Perché si usano i condizionatori. Colpa nostra. Protesta di Confcommercio, disagi in diversi quartieri, ancora allarmi per gli incendi. Adesso dico io, l'energia è schizzata alle stelle. Le aziende, diciamo, energetiche, no? Energivore, hanno potuto godere di incassi impressionanti, evidentemente però l'adeguamento di quelli che sono poi gli impianti non c'è stato, almeno così sembrerebbe. Forse insomma il caldo eccezionale di questi giorni non era preventivabile. E poi ancora parliamo una finestra di mercato per quanto riguarda il Palermo. Il super gol di Soleri può cambiare i piani, perché evidentemente adesso si fanno i conti, potrebbe restare in rosanero, era uno di quelli dati in partenza. Adesso siamo sulla Gazzetta del Sud, il caos aeroporti nuoce alla Sicilia, Salvini convoca un vertice, scintille tra il ministro Urso e Schifani, secondo le associazioni datoriali il settore del turismo nell'isola sta perdendo 40 milioni di euro al giorno. Siamo stati primi a parlarne venerdì scorso, sabato scorso, vero? Però non eravamo riusciti a quantificare 40 milioni di euro al giorno. È un dato che fa davvero paura. Poi ancora il Meteo Italia, tra danni e disagi in Grecia c'è il dramma di Rodi, perché la Grecia anche brucia, lì c'è stato un incendio sta terribile. bruciando.
infatti. Poi qualche notizia di cronaca diciamo locale: a Roccalumera non accetta una multa e investe vigile urbano, 43enne è stato rinchiuso in carcere. A Milazzo, l'isola pedonale, nel fine settimana è andata bene la prima. E ancora, uniti contro i trafficanti di esseri umani, il confronto durante la conferenza internazionale alla Farnesina, Meloni e il patto di Roma: i confini esistono e i flussi vanno gestiti. È tornato in Italia Patrick Zaki, il giorno più importante della mia vita, è rientrato a Bologna. E poi una curiosità, magari la approfondiremo se avremo tempo: c'è un nuovo logo, Twitter addia l'uccellino, Musk ha deciso. E che ci sarà? E sarà colorato di nero, lo scopriremo fra non molto, insomma. Una X, mi dicono dalla regia. C'è una X, sì, però ci sarà il fondo nero. Ci incuriosisce, così staremo tutti sopra non Twitter. Ci sarà più l'azzurro. E poi torniamo alle pagine interne invece per quanto riguarda le vicende. Carissimi nemici, No, eccoli là. no. Caos aeroporti in Sicilia, scontro fra Urso e Schifani. Il ministro del Made in Italy, programmazione assente, il presidente della regione alimenta sterili polemiche dopo il rogo di Fontanarossa e i gravi disagi per i viaggiatori. Sale la tensione politica e adesso insomma ci sono attacchi e da una parte e dall'altra. Raffica di blackout, l'isola è la più colpita, danni alle imprese, la situazione più critica nel catanese. Il governatore Schifani è intervenuto sui vertici dell'Enel Distribuzione perché insomma faccia qualche cosa. La situazione è davvero insostenibile, non solo diciamo per i privati ma anche per le aziende, perché è stato fine settimana, sabato e domenica molte aziende sono rimaste chiuse. Adesso si comincia a lavorare e bisognerà vedere che cosa succede nella giornata di oggi. Il turismo nell'isola sta perdendo 40 milioni al giorno, l'abbiamo letto prima. La denuncia è di associazioni datoriali. Il ministro Salvini convoca un vertice perché insomma si possa sedersi tutto ad un tavolo e cercare Sembrava che fosse una stagione record, sarebbe stata una stagione Sarebbe stata, e ma invece purtroppo 40 milioni al giorno di perdita. E sono numeri pesantissimi. E poi eccoci qui sulle pagine interne, perché a Lampedusa c'è la rissa tra sudanesi del nord e quelli del sud, botte da orbe all'hotspot, coinvolti minori, 15 feriti, esplosiva. In Africa hanno fatto la guerra fra di loro sul serio. E qui se la sono fatta praticamente all'hotspot. Sì, Sudan e Sudan del Sud. E quindi poi ancora si parla di rifiuti, di scarica di Mazzarrà, nuovo decreto della regione, assieme all'incarico stanziato €500.000 per proseguire gli interventi, è stata la nomina come soggetto attuatore per lo smaltimento del percolato. Insomma, il tema dei rifiuti è un altro di quelli che in Sicilia sono sempre attuali. Direi di fermarci qui per stamattina. D'accordo, facciamo una breve pausa e poi passeremo ai quotidiani nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. Sono le 7:45, questo è Buongiorno Sicilia con Michele Cucuzza Ed Angelo Gagliano. Malgrado le emergenze siamo qui con un sorriso per voi, per raccontarvi poi tutto il resto, vero Angelo? E adesso allarghiamo i nostri orizzonti. Prima siamo rimasti legati a quelli che sono i fatti della nostra regione. Proviamo ad andare oltre, lo facciamo con le elezioni in Spagna, un governo difficile, quello che si annuncia, bene i popolari, male l'ultradestra di Vox, i socialisti meglio del previsto. Non ha vinto nessuno, Esattamente. Elezioni inutili. Sfuma l'ipotesi di una maggioranza conservatrice, il Paese potrebbe dover tornare ancora alle urne, quindi tanto per restare diciamo in tema di governabilità o ingovernabilità. Ci sono poi una serie di riflessioni, ad esempio Aldo Cazzullo dice non c'è la grande spallata, ecco gli scenari possibili su quello che potrà accadere. E intanto la Meloni, patto per fermare i trafficanti, c'è stato questo summit al Viminale, ma c'è poi questa foto che ci porta in Grecia. Eccolo. Rodi
panico e turisti in fuga, noi inseguiti dalle fiamme, ci sono dei racconti. 30.000 evacuati. 30.000 evacuati, la Farnesina consiglia di non partire. Questo è quello che succede in Grecia, ma ci sono altre notizie. Ad esempio, sul fronte della guerra in Ucraina c'è stato un raid su Odessa, colpiti civili e la cattedrale. Reagiremo, davvero uno sfregio incredibile da parte dei russi, ma intanto Odessa è nel mirino degli attacchi, colpiti civili, la cattedrale, e Lukashenko incontra Putin, la Wagner ora mira alla Polonia. No, ma qui io non lo so, ragazzi. Queste sono le ultime. Da tenere d'occhio, perché sui giornali ci sono diversi approfondimenti ingovernabile su questo tema davvero diciamo un tema caldo, caldissimo, preoccupante. La festa per Zaki, ora mi batterò per i diritti umani. E poi una riflessione, un'intervista ad Antonio Padellaro, anche il PD riconosca i meriti della Premier a proposito dell'operazione Zaki. E poi mi piace evidenziare intanto la foto con il Papa assieme ad una signora anziana. Il Papa: gli anziani non sono scarti, nel nostro paese 3,8 milioni hanno bisogno di assistenza, i ritardi del welfare. Sempre puntuale, sempre molto preciso, molto attento, sensibile il Papa. Guarda, e poi torniamo su Twitter, si cambia, basta uccellino e il logo sarà una X. Ecco appunto, una X. Così vediamo se poi arriviamo nel tempo di vedere anche il colore. Ecco, la foto, insomma, il logo. Elezioni a Madrid, adesso siamo su Repubblica, la Spagna, flop sovranista, i conservatori del Partito Popolare sono il primo partito, ma il crollo dell'estrema destra di Vox impedisce di formare quello che sarà il futuro governo. Tengono i socialisti del premier Sanchez, alla sinistra di Sumar, decisivi gli indipendentisti, c'è il rischio adesso di nuove elezioni. La fotografia è quella, non ci sono altre soluzioni. Migranti, Meloni lancia il processo di Roma e gelo con la Francia, pare che non c'è stato l'invito a partecipare. Francia e Germania ci sono rimaste male. Un po' male. E anche qui l'inferno, vedi, Rodi in fiamme, fuga dall'inferno. Questa foto comunque è davvero impressionante, preoccupa davvero. Zaki, ora giustizia per Regeni, il ritorno a Bologna. E ancora vediamo dall'estero, colpito Odessa, Lukashenko, Wagner pronta al blitz in Polonia. E leggiamo anche via della seta, addio dell'Italia con l'aiuto degli Stati Uniti. Adesso perché la nostra Premier sta per andare negli Stati Uniti e chiaramente confermerà che abbiamo chiuso con questa idea della via della seta. Adesso andiamo sulla Stampa, la foto, il titolo principale sulle elezioni in Spagna. Bella foto, Sanchez ferma la destra, crolla Vox, popolari non hanno i numeri per andare al potere, ipotesi di un nuovo voto in inverno, e quindi si tornerà alle urne. Non si stanchino. E poi due riflessioni: il centro non basta più di Stefano Stefanini, e fallisce il modello Italia. Il modello Italia è quello di Giorgia Meloni. Centrodestra, insomma. Evidentemente in Spagna non ha attecchito. Lavoro povero, il piano del governo, la maggioranza tenta di rinviare il disegno di legge del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, Azione per fare e anche Azione per fare, diciamo, una sua proposta. E poi ancora, per alzare gli stipendi bastano solo le riforme. Questa è un'analisi, un approfondimento sempre in tema di lavoro. Vediamo un po' le altre notizie. Meloni e il patto di Roma, da von der Leyen a Sayed, uniti contro i trafficanti. E ancora, questa è una notizia, la storia universale, il soldato King in Corea e l'eterna tentazione di superare i confini. È una storia universale, quella di Travis King, soldato americano che è fuggito in Corea del Nord. Il suo significativo arrivo comunque avvia comunque ovunque esitano un confine la tentazione di attraversarlo. Insomma, è una storia. Questa ossessione di questo poveruomo. Esattamente. Questa è la prima pagina della Stampa. Adesso siamo sul Messaggero. Il titolo è sui migranti, spinta di Meloni per ingressi regolari. Il Premier guida il processo di Roma, asse con la von der Leyen. E poi Spagna, popolari primo partito, il balzo comunque del leader impronunciabile Feijóo.
dovrebbe essere così, ma l'ultradestra di Vox è sconfitta, non hanno la maggioranza, il premio Sanchez, i socialisti tengono, la sorpresa è Sumar, il rebus alleanze per il governo. Anche qui Rodi brucia, 30.000 turisti in fuga ed è davvero impressionante. Voglio dire, noi stiamo malissimo, ma anche in Grecia in questo momento si vivono momenti davvero assai delicati. Il giallo del legale giù dalla finestra, siamo una notizia di cronaca, c'è l'ombra del Riccardo a Frosinone, un furto in casa durante il funerale e ora i PM indagano per istigazione al suicidio. Bello giallo, tante però. notizie di cronaca che arrivano, diciamo, dalla zona, diciamo, del Lazio. Ora il Fatto Quotidiano. La sapete l'ultima sul blocco navale? Deve farselo Tunisi, questo è quello che dice il Fatto Quotidiano. Il vertice fuffa. Fuffa? Scemeloni? Sì, perché praticamente alla fine ne è uscito fuori che sarà la Tunisia. Tocca la Tunisia, ma noi però finanziamo. Gli irregolari. Per l'Europa diciamo finanzia. Come no, da questo punto, abbiamo promesso consistenti finanziamenti. Questo sul Fatto Quotidiano. Adesso però siamo sul giornale, vediamo cosa scrive il giornale stamattina. Svolta agli sbarchi, Argine Italia, quindi un'altra lettura totalmente diversa rispetto a quella che abbiamo visto. Migranti, Meloni al vertice, l'Unione Europea Africa, lancia il modello, Roma patto con la von der Leyen, ora si punta sugli accordi, questa è l'idea che viene fuori. Di accordarsi con tutti i paesi, diciamo, da cui hanno origine poi le carrette del mare, purtroppo. Purtroppo sì. Popolari, primo partito, Spagna in bilico le elezioni politiche, c'è il flop di Vox, mentre Sanchez tiene la maggioranza, è difficile, abbiamo già visto. Poi Zaki ringrazia il governo e la sinistra lo vuole in Europa. Le bombe russe sulla cattedrale, la Wagner punta Varsavia. Ma cosa folle, ma cos'è? Aveva bevuto tanta vodka? Ma intanto Lukashenko sta scherzando a puntare minaccia, la Polonia, diciamo c'è questa nuova... La Polonia fa parte dell'Unione Europea, fa parte della NATO. Ormai siamo... Non scherziamo, dai ragazzi. Adesso leggiamo anche la prima pagina di Libero, l'Italia torna a contare, la sinistra rosica, la conferenza di Roma, Giorgia riunisce i leader di 19 paesi e lancia un patto contro fame e sbarchi, saremo di nuovo centrali in Africa e fermeremo i trafficanti di uomini. A Kiev serve tempo ma la vittoria è ancora possibile, si parla evidentemente del conflitto in Ucraina e Zaki ci fa il comizio su migranti e clima. E poi sciopero CGIL per la manovra che verrà fatta tra 3 mesi, come dire uno sciopero preventivo questo Delirio di Landini lo definiscono, mamma mia. Povero Landini. Diciamo che stamattina sui giornali da questo punto di vista c'è di tutto e di più. Poi il Tempo di Roma, Italia ponte d'Europa, conferenza internazionale sui migranti, il Premier annuncia l'arrivo di un fondo per gli interventi in Africa e nel Mediterraneo, Meloni ai paesi intervenuti, un lungo cammino insieme, manda la relazione all'ONU, von der Leyen alla Farnesina, esalta il piano Tunisia e pensa al bis sull'energia. E noi di energia in questo momento abbiamo tanto bisogno, caro Michele, sì. dalle nostre parti. Non c'è dubbio. Foto notizia, centinaia di italiani in vacanza costretti a fuggire da Rodi, rimpatriati dalla Grecia con voli speciali. Questo è quello che succede in Grecia. Il voto in Spagna è testa a testa, ancora vedremo, insomma ormai è delineato quello che succederà, probabilmente nuove elezioni. Poi Twitter saluta l'uccellino, al suo posto ci sarà una X, Musk cambia logo al social. Ma ce l'hai ancora un articolo sulla Wagner? Perché mi è venuto in mente una cosa, non è che quello ha svelato i piani di Putin, e cioè Guarda, che dopo potesse esserci la Polonia, potrebbe essere questo? Possiamo andare sulle pagine interne perché stamattina i giornali su questo tema ci tornano parecchio sul tema dell'operazione che ha in mente, che avrebbe in mente adesso. Vediamo un po' se siamo qui, eccolo qui, guarda. Vediamo. Sul Corriere, guarda, il Corriere della Sera. E Lukashenko incontra Putin, ora la Wagner mira la Polonia, leader russo, la controffensiva è potrebbe fallita. essere in realtà
svelare i piani di Putin. Probabilmente, ma sono tanti giornali che comunque vanno ad approfondire questa notizia. Anche Repubblica, attacco russo a Odessa, missili sulla cattedrale, Lukashenko va da Putin, Wagner vuole Varsavia. Wagner, però chissà chi lo vuole veramente. E questo significa un po' come ai tempi di Hitler, non bisogna fermarlo, perché se non lo fermi Lukashenko è il suo capo. E quindi questi sono, insomma, gli approfondimenti stamattina sui quotidiani. Invitiamo evidentemente a leggere e a leggere con attenzione e a fare delle riflessioni. La Nazione di Firenze, il patto di Roma, ponte fra Africa e Unione Europea, il governo riunisce nella capitale una ventina di paesi del Mediterraneo e del Golfo, l'immigrazione illegale danneggia tutti, intesa per gestire i flussi verso l'Europa, la Premier Meloni, impegno comune contro i trafficanti, nasce un processo di cooperazione. E anche qui la fuga dei turisti, Grecia, brucia rodi, 30.000 evacuati, terrore sulle spiagge, la Romagna alluvionata, conta i danni dopo il tornado. Il tema di questa Italia anche spezzata in due con il grande caldo al sud e i fenomeni atmosferici davvero impressionanti che si stanno verificando con grandine quasi come una palla da tennis. In mezzo a tutti questi guai una notizia positiva: sta per nascere a Palermo il centro sportivo Borsellino e di questo parleremo fra pochissimo. State con noi, buongiorno Sicilia, malgrado tutto, state con noi, dai. Secondo me veramente Lukashenko. L'Italia è divisa in due per la giornata di lunedì, caldo in intensificazione e tanto sole al centro-sud e sulle isole, mentre al nord tempo instabile con fenomeni anche di forte intensità. In dettaglio in Sicilia c'è una giornata di lunedì di bel tempo con cieli sereni e tersi, ventilazione debole con mari in prevalenza calmi. Caldo che tenderà ad intensificarsi, il caldo si farà davvero sentire, valori anche superiori ai 40 gradi all'ombra. Clima già caldo direi al primo mattino e di notte. Per quanto riguarda poi la giornata di martedì, contesto che sarà praticamente analogo, cieli in prevalenza sereni e tersi, non mancheranno ampi spazi assolati, ventilazione a tratti sostenuta sulle coste settentrionali dove i mari localmente saranno mossi, calmi o poco mossi invece altrove. Il caldo continuerà ad essere davvero intenso con valori oltre i 40 gradi. Tutti i dettagli come sempre sull'app di Trevi Meteo. 33 di minima a Catania, 45 di massima a Catania. Era talmente... Siracusa 47. Porca miseria, talmente alta che è rosso non si riesce a leggere. Oh, va bene. Allora, abbiamo in collegamento, eccolo qua, lo salutiamo, Daniele Giliberti, è l'amministratore delegato di Vivere Sano, una onlus a capo di un progetto molto bello che adesso ci illustrerà. Buongiorno e benvenuto Daniele. Buongiorno Michele. Allora, a Palermo sarà aperto, dicevamo, questo centro sportivo intitolato al magistrato Borsellino, in memoria appunto del giudice, vicino proprio al luogo della strage di Via D'Amelio. Complimenti. Che obiettivo ha questo centro? Qual è la sua funzione? Sì, buongiorno. Allora, educare, la risposta è educare attraverso lo sport, che come sappiamo è un grandissimo motore di sviluppo sociale. Il centro nascerà proprio di fronte Via D'Amelio, è uno spazio in disuso da 20 anni e riqualificheremo questo spazio, lo doneremo ai cittadini e daremo la possibilità a tantissimi bambini del quartiere di fare attività sportiva. Stiamo vedendo anche le immagini del ministro Abodi, ma chi lo potrà frequentare? I bambini, diceva? Allora, le persone di tutte le età, le persone con e senza disabilità, che vivono anche una condizione di malattia, perché Vivi Sano, che la nostra associazione fa questo, crea le condizioni e dà le opportunità di fare sport e attività motorie a tutti, nessuno escluso, ma soprattutto guardiamo agli alunni delle scuole. In rete ci sono 5 scuole del territorio. Quello è un territorio un po' particolare perché è una cerniera tra
la cosiddetta Palermo Bene, via Libertà eccetera, e invece una zona un pochettino più dove c'è grande disagio sociale, che è quella di via Montalbo, Arenella, Acquasanta eccetera. Quindi lì vogliamo essere presenti in maniera forte con un intervento educativo di portata cittadina. Ma Quindi dare l'opportunità. oltre a lei, Giliberti, Vivere Sano, ma c'è un arco di istituzioni, di forze che lo promuove, giusto? Sì, come sempre il terzo settore si muove in rete, quindi al di là del passo in avanti importante che si è avuto nella progettazione grazie al sostegno del Ministero dello Sport e Politiche Giovanili, c'è la circoscrizione, ci sono 5 appunto istituti scolastici che rappresentano le scuole di ogni ordine e grado del territorio, c'è l'USM, quindi la parte giustizia minorile, che porterà lì a fare attività sportiva ai ragazzi in prova, che sono l'istituto Malaspina di Palermo, e poi ci sono la Fondazione Progetto Legalità, che è la fondazione di riferimento della famiglia Borsellino. Questo per noi è importante perché, come sapete, Manfredi ma anche le sorelle rimangono sempre un po' fuori dai riflettori e non vogliono mai figurare, ma in questo caso siamo contenti di averli accanto in questo intervento. E per finire ci sono 5-6 associazioni sportive che appunto faranno lì attività con noi. Importante infine, molto bello. Sì, ma l'importante infine è quella è un'area molto vasta. Cos'era? Era abbandonata? Cosa si faceva? Quello è uno spazio sportivo nell'eparchia di Piana degli Albanesi, che è presente attraverso una società cooperativa, la Cleise e la Caritas diocesana in questo progetto, perché mettiamo chiaramente tutti dentro a fare attività. È uno spazio che man mano verrà riqualificato, ma la cosa importante, il valore simbolico che ha, è che proprio guardate questa foto, è di fronte a Via D'Amelio. Questo è il palazzo, la vista del palazzo dove purtroppo è morto il giudice Borsellino e gli agenti della scorta. Emoziona un po' vederlo, davvero, proprio ha fatto bene a sottolineare quello. Che bello. A me sì, io ho voluto fare qualcosa da cittadino, da referente dell'associazione, ma soprattutto appunto un qualcosa di tangibile per Paolo, che ha dato la vita per noi. Sì, veramente importante. Chi vi ha aiutato? Lei già lo ha accennato in parte, insomma, dal punto di vista dei finanziamenti, della preparazione. Il Ministero dello Sport darà i soldi per la riqualificazione, poi ci saranno i soldi invece per fare 3 anni e passa di attività che dalla Fondazione Con il Sud e Unicredit. Faccio un po' di pubblicità, ma se lo meritano. No, per carità, quando ci sono le partecipazioni per operazioni di questo genere ci mancherebbe. Quindi legami molto stretti con il territorio, perché intanto quello sta là, l'abbiamo già visto, ma anche con, diciamo così, chi ci vive attorno e la città intera di Palermo, direi. Il successo di questo genere di iniziative, noi ne abbiamo fatto un'altra, si chiama il Parco della Salute, che è al Foro Italico, quindi prima circoscrizione, è proprio il coinvolgere sin dal momento della progettazione tutti gli attori sociali attivi che rappresentano la comunità educante, che sono esattamente quelli che vanno contro il malaffare, la mafia, eccetera, eccetera. Questo è il significato. E dare forza a queste persone, anche voce, devo dire. Questo è molto bello. Ci parli un po', Daniele, di Vivere Sano, perché lei fa queste cose così belle, così positive, parliamo tanto di guai e ogni tanto ci fa piacere segnalare cose davvero che meritano l'apprezzamento nostro. Cos'è Vivere Sano? Sì, è Vivi Sano, è un'associazione. Vivi Sano, mi scusi. Sì. Vivi Sì, Sano. che è comunque evocativo, no, come termine, certo, rispetto a ciò di cui ci occupiamo. Noi facciamo promozione della salute, siamo un centinaio di associati, il nostro presidente è il presidente dell'Ordine dei Medici, è Toti Amato, e il vicepresidente è Giuseppe Nodal Stefano, che è il presidente nazionale di Azione Cattolica, quindi attraverso loro arriviamo a tanti. All'interno della compagine societaria ci sono medici, ci sono ragazzi che lavorano sul sociale, ci sono nutrizionisti, cardiologi, eccetera. Quindi in questi spazi che andiamo a strutturare andiamo a donare l'opportunità di fare attività e di essere, come dire, a favorire comportamenti prosociali e dare soprattutto punti di riferimento attraverso
questi centri di aggregazione alle persone che oggi hanno molto bisogno di stare insieme e incontrarsi. Una cosa molto bella che abbiamo fatto al Parco della Salute al Foro Italica, che ha destato l'attenzione di tante testate anche nazionali, è stato il fatto che durante il primo lockdown, quindi febbraio 2022, andiamo a parlare un attimo di Covid, anche se grazie al cielo non ci abbiamo più a che fare, abbiamo dato l'opportunità di fruire del Parco della Salute a turno a 500 ragazzi con disabilità che in quel momento non potevano uscire, ma scavando un po', andando a cercare all'interno delle ordinanze, sia di PCM, delle ordinanze regionali, abbiamo trovato il modo di fare stare questi ragazzi quantomeno un po' meglio rispetto alle condizioni che soffrivano, perché come sappiamo i ragazzi con disabilità in quel momento erano quelli che soffrivano di più le restrizioni, soprattutto i ragazzi con disabilità intellettiva. Logicamente. Complimenti anche per questo, vivi sano, allora, ricordiamolo. Daniele Giliberti. Torniamo invece al centro sportivo Borsellino prima di chiudere. Quando potrà essere in funzione e come sono i criteri per accedervi? Cioè, come si fa a poter partecipare alle iniziative che avete in programma? Allora, come dicevo, il ministro ha fatto un po' un salto in avanti perché ha voluto presentare in occasione dell'anniversario questo sostegno, anzi annunciato. Quindi il 19, certo. Sì, esattamente. Adesso noi sostanzialmente inizieremo i lavori tra 4-5 mesi, vorremmo inaugurare, magari ci diamo appuntamento per quell'occasione con voi, vorremmo inaugurare in occasione del 32esimo anniversario, quindi il 19 luglio del prossimo anno. Spero che ci arriveremo perché abbiamo tutte le carte in regola. Modalità di accesso sostanzialmente nessuna, tranne il fatto che, come dico, in qualche modo vogliamo screenare tutti quelli che faranno attività sportiva con noi, quindi l'accesso è il poter fruire di un'attività di controllo cardiologico prima di fare sport, perché lo sport deve essere fatto in sicurezza e non si può rischiare in alcun modo di fare un'attività motoria sportiva in condizioni non di salute, ecco, questo è il fatto. Beh, allora un grossissimo in bocca al lupo ci rivediamo, speriamo anche prima del prossimo anniversario. Intanto complimenti davvero non formali anche per la modestia con la quale esprime e racconta i suoi progetti, che sono progetti decisamente bellissimi, che ci danno conforto, ci danno speranza in momenti in cui, diciamo, i nostri umori non sono ai livelli più alti per i guai che capitano nelle città. Complimenti davvero, Daniele Giliberti, vivi sano, tra poco il centro sportivo Borsellino. Adesso facciamo una breve pausa, grazie a lei e buon lavoro, e tra poco parleremo di dieta, però dieta sana, dieta servita, con Demetra Salemi. State con noi, buongiorno Sicilia. Torno di Demetra Salemi, la nostra nutrizionista. Oggi l'argomento sono i latticini che tutti noi adoriamo, ma che insomma bisogna stare attenti anche lì, vero? Tanto per cambiare sempre. Innanzitutto cominciamo col dire questo: in una settimana qual è il limite? Il limite massimo. Settimana, non in una serata, occhio. Abbiamo un limite di latticini, di latte, almeno 3 volte al giorno. Li possiamo consumare, latte o yogurt, con dosi di 125 ml. Ciò significa che possiamo anche decidere di dare 2 dosi, quindi una da 250 ml e una da 125, insomma, quindi grosso modo quello è il quantitativo. Mentre invece avremo 100 grammi di formaggio stagionato, fresco a settimana, mentre invece 50 grammi di formaggio stagionato. Settimanale in questo caso. Speravo le possiamo consumare in quel caso un 2-3 volte a settimana, quindi in quel caso 2-3 volte a settimana. Quindi questo significa che la frequenza dei formaggi è un po' più limitata rispetto a quella del latte. Aspetta, rivediamo il cartello un attimo, così ci rimane impresso. Quindi è un po' meno per quanto riguarda i formaggi quindi preferire quelli freschi, esattamente. Ecco. Quindi questo già ci fa capire come in realtà il latte e lo yogurt li possiamo inserire tranquillamente tutti i giorni nella nostra alimentazione. Questo è bene. Parliamo del latte allora. Beh, allora, possiamo ovviamente in studio, sì. Non ci addentriamo in tutti i processi biotecnologici, perché ciò che varia da diciamo una tipologia di latte all'altro ovviamente sono tutti i vari processi di produzione e di trasformazione che quindi comportano
presentano anche variazioni proprio dei valori nutrizionali. Di per sé il latte infatti ha proprietà e valori nutrizionali fantastici, abbiamo delle proteine ad alto valore biologico, come avevamo detto in qualche episodio fa. Le proteine ad alto valore biologico sono delle proteine ricche in amminoacidi essenziali che non riusciamo a produrre autonomamente, quindi li dobbiamo necessariamente ricavare dall'alimentazione. Abbiamo poi ovviamente un buon corredo di vitamine, calcio e fosforo, che sono fondamentali non solo per la salute delle nostre ossa, ma un po' in tutte le età, in tutte le fasi dello sviluppo, e ovviamente avremo un contenuto di grassi che varia in base al tipo di latte. Per esempio il latte di capra, si sa, è molto più grasso, e poi chiaramente avremo il famoso lattosio. Cos'è il lattosio? Cos'è il lattosio? Il lattosio è uno zucchero costituito da due zuccheri più piccoli, da due monomeri, che sono appunto il glucosio e il galattosio. Perché Ed è quello su cui bisogna stare attenti? Esattamente, perché molte persone non riescono a digerirlo, perché non hanno un enzima, la lattasi, che proprio spezza letteralmente questo lattosio in queste due piccole unità, e quindi nei soggetti che non riescono a digerirlo rimane appunto questo lattosio, diciamo, integro. Qui c'è già un cartello che dice intolleranze al lattosio, cosa fare? Eseguire gli esami opportuni? Questo però non è diciamo, un concetto tanto scontato, perché molte persone pensano di essere intolleranti al lattosio, però di fatto non hanno mai eseguito un test. Magari quando mangiano degli alimenti contenenti lattosio non si sentono proprio benissimo, allora a priori dicono sono intollerante al lattosio. Quindi questo è un passaggio, anche mia figlia mi ha detto questo è un passaggio fondamentale. Chissà se ha fatto che esame si fa? Si fa il brief test, è un test in laboratorio, test del respiro. Del respiro? Test del respiro, esatto. Perché quando non si digerisce il lattosio si produce appunto una sostanza che quindi viene eliminata con l'aria, insomma. Quante ne sa lei, dottoressa? Vabbè. Perché quindi dicevo questo passaggio è fondamentale? Perché con il passare dell'età fisiologicamente la lattasi perde un pochettino la sua attività, un po' in tutti gli adulti. In alcuni adulti la perde un po' di più. Di conseguenza per questo molte persone non digeriscono benissimo il lattosio, però magari non sono effettivamente invece il sintomo vero dell'intolleranza qual è? Tanto per fare gli scongiuri. Proprio sintomi gastrointestinali importanti. Sì, cioè, diciamo che se ne accorge subito. Va quindi. bene, vediamo i tipi di latte, perché anche su questo dobbiamo fare un po' di chiarezza, perché non tutti ci capiamo tanto bene, esatto. A parte quello intero che uno trova facilmente, il latte fresco, eccetera. Ci spieghi un po', per favore? Ovviamente abbiamo detto, abbiamo latte ovviamente vaccino, di capra, e cambiano il contenuto di grassi. E andiamo poi a distinguere ovviamente tra intero, scremato e parzialmente scremato, che ovviamente comporta delle differenze anche in questo caso nel contenuto di grassi. Ovviamente quello scremato è quello più povero in grassi. Abbiamo ovviamente latte fresco e latte a lunga conservazione, che ovviamente è sottoposto a processi termici e quindi perde un po' di proprietà nutrizionali rispetto al latte fresco, però chiaramente è quello più utilizzato, cioè magari non ci facciamo caso ma utilizziamo tutti questo, perché è il più sicuro proprio da un punto di vista batteriologico. E poi ovviamente importante ricordare che abbiamo del latte senza lattosio, che può essere un'ottima alternativa per chi effettivamente è... E quello si trova facilmente il latte senza... Sì, assolutamente. È un latte delattosato e quindi diventa facilmente digeribile. E invece il kefir? Il kefir ricorda lo yogurt, ne parleremo tra poco, perché è un latte fermentato a cui vengono aggiunti dei batteri. Lei è giovane, forse non se lo ricorda, ma nei film americani o anche nei telefilm c'erano sempre questi ragazzi che aprivano il frigorifero e facevano a garganella il latte. Bene o male? Perché no? Perché escluderlo? Abbiamo detto che il latte può essere presente tranquillamente nella nostra alimentazione tutti i giorni, quindi assolutamente sì. Magari si bevevano il kefir, non lo sapevano. No, non credo proprio. Non credo, neanch'io. Va bene. Anche perché è un po' acido come gusto. Pure. Sì. Vediamo un po', parliamo dello yogurt. Lo yogurt è un alimento detto funzionale, proprio perché a partire dallo yogurt vengono aggiunti dei batteri lattici. Questi batteri aumentano incredibilmente la digeribilità, infatti molti soggetti intolleranti al lattosio, comunque che non lo digeriscono bene, riescono comunque a consumare lo yogurt, ed è fondamentale per tutti perché ovviamente dà nutrimento a quella che è la nostra
nostra microflora intestinale. Noi spesso pensiamo quanti carboidrati, quante proteine mangiamo, ma non pensiamo a nutrire i nostri batteri nel nostro intestino, che ovviamente se ci sono devono svolgere delle funzioni. Giusto. E in particolare proprio questi batteri che abbiamo nell'intestino aiutano a completare i processi digestivi. Quindi è un suggerimento che possiamo dare di consumare lo yogurt? Io lo suggerisco sempre, più del latte addirittura, lo yogurt, o comunque di provare ad inserirlo, o a colazione in uno spuntino, potrebbe andare bene. Comunque da solo, non dopo pasti? No, può essere ovviamente abbinato anche a dei cereali, della frutta secca, tranquillamente. No, chiaramente magari dopo un pasto principale, questo no. Uno non sa manco voglia. Sì, anche perché ci sono diversi tipi di yogurt, è vero? Beh, ovviamente anche in questo caso le distinzioni riguardano il tipo di latte utilizzato, quindi in base al latte di partenza, quindi yogurt al latte intero, parzialmente scremato e così via. Ovviamente avremo yogurt bianco, yogurt alla frutta, dove banalmente nello yogurt bianco non vi è l'aggiunta di frutta, in quello alla frutta sì. Anche se bisogna ricordare che molto spesso vengono anche inseriti molti aromi, non c'è proprio sempre vera e propria frutta, quindi suggerisco di inserirla proprio personalmente la frutta. Ma quello greco andava tanto di moda qualche tempo fa, adesso un po' meno forse? Non va ancora di moda. Lo yogurt greco è molto più proteico rispetto allo yogurt, diciamo, classico, sempre per via dei vari processi, diciamo, biotecnologici, e quindi già un contenuto di proteina elevato. Ne parlavamo qualche episodio fa, il suo, diciamo, contenuto di proteine è paragonabile a un budino proteico. Ecco perché io suggerisco sempre di preferire lo yogurt al budino, perché perlomeno lo yogurt ha queste proprietà di cui abbiamo parlato prima. Niente budino. Scusa, no, niente no, può essere mangiato. È un'altra cosa, è quasi un dolce, no? Ha detto no. No, perché molti tendono a considerarli equivalenti e quindi lo sostituiscono tranquillamente. Perché può andare bene, però io suggerisco sempre lo yogurt, perché al di là dello yogurt greco, perché al di là di queste proteine che ha queste proprietà fantastiche di cui abbiamo parlato. Lo yogurt bianco, Michele, scusami, che c'è quello magro, no? Che poi è amarissimo. Quello 0% grassi. Beh, in quel caso suggerisco magari, o appunto aggiungiamo un cucchiaino di marmellata, di miele, e c'è chi mette che già la vita amara, non mezzo barattolo. Oppure materialmente la frutta. Dottoressa, lei ha già detto, quello greco che cosa ha di diverso rispetto a quello, diciamo, italiano, per dire? È più proteico e quindi di conseguenza anche visivamente più denso, diciamo, per via di questo contenuto elevato. Infatti io, per esempio, molti non riescono a mangiarlo proprio perché è un po' più esatto, rispetto allo yogurt classico, che è un po' più fluido, più liquido. Esatto. Abbiamo fatto un po' tardi, dobbiamo parlare dei formaggi. Ci dica qualcosa sui formaggi. Croce e delizia i formaggi. Si possono mangiare o no? In abbondanza o no? Bisogna essere già un po' più attenti ai formaggi, sicuramente, dicevamo infatti prima, sicuramente è meglio preferire dei formaggi più magri che possono comparire tranquillamente nella propria alimentazione. Quindi, sì, ma più magri. Sì, però chiaramente se ci troviamo fuori, abbiamo una pizza davanti, un aperitivo, insomma, chiaramente non è il singolo evento che guasta tutto, ovviamente, quindi magari nella nostra settimana, nella nostra quotidianità, cerchiamo di scegliere per dei formaggi più magri, e poi se ovviamente capita, diciamo, un po', poi noi che viviamo in Sicilia. Lei è tollerante, grazie. Ecco, qua ci sono dei più magri, stavo per chiederglielo, quindi se quali vuole sono? commentare questo cartello. Abbiamo la mozzarella, i fiocchi di latte, la Philadelphia, la ricotta, anche se poi la ricotta non è proprio un vero e proprio formaggio, però diciamo... Ma è magra la ricotta? Io avrei giurato che non lo era per niente, invece no, qua la mettono... Esattamente, compare in tantissime diete, proprio come scelta a pranzo, a cena, quindi tranquillamente. Abbiamo messo anche Philadelphia, che è una pubblicità, no, o no, Philadelphia? Mi sembra una pubblicità. Formaggio spalmabile. Formaggio spalmabile. Formaggio spalmabile, vabbè.
stracchino, Sì, mozzarella. quindi questi sono ovviamente Fiocchi di quelli latte. un pochettino più magri, quindi possono essere tranquillamente inseriti nella propria quotidianità e chiaramente, per Ma esempio, quante volte alla settimana? beh, abbiamo detto prima un 2 o 3 volte all'incirca. Moderato, Angela? Va bene, Quindi cerchiamo perfetto. di controllare. Grazie alla dottoressa Demetra. Ci vediamo la settimana prossima. Buon formaggio e buon latte a tutti. Breve pausa e poi caramba che carrà. Vedrete. Alle 8.25 a Buongiorno Sicilia, una cara collega a cui ci legano tanti anni insieme in Rai, Adriana Pannitteri, buongiorno. che adesso è anche autrice di Caramba che carrà, naturalmente dedicato alla grande mitica Raffaella. Eccola qua, vedete la copertina, l'editore è Morellini editore. Adriana è una giornalista del TG1, ha fatto una carriera bellissima, però è anche una scrittrice. La tua per Raffaella Carrà è un'ammirazione che nasce da lontano, vero? Allora sì, tant'è che l'anno scorso realizzai questo speciale TG1, appunto Caramba che carrà, che poi è diventato questo libro con un sottotitolo leggermente diverso, La ragazza perfetta. Ma ti piaceva il Tuca Tuca, Ma è mi vero? piaceva, sì, insomma, anche se facevo finta che non mi piacesse, perché insomma erano altri tempi, Michele, insomma io ero una ragazzetta, cominciavo a far vedere che ero molto impegnata, sai, le manifestazioni, la politica eccetera, che facevo? Mi mettevo a ballare il Tuca Tuca, però poi l'ammirazione c'era e soprattutto, insomma, immagino che i nostri genitori, io mi ricordo papà e mamma seduti lì che guardavano questo Tuca Tuca, un po' imbarazzati, un po' ridacchiando e sai, lì è stato sdoganato l'ombelico. Ha davvero rinnovato la televisione e lo spettacolo, è vero? Secondo me sì, Michele, perché comunque non credo che ci sia una soubrette, mi fa anche un po' strano, insomma, così completa. Lei è la storia della televisione, l'ha cambiata, l'ha veramente modificata, sdoganata, sì, con quel ballo, ma anche con tutte le canzoni in cui si parla di una libertà, di una possibilità di scelta per le donne. Fai l'amore con chi vuoi tu, insomma, sì, dai. Sì. E poi sapeva fare tutto, cantare benissimo, ballare benissimo, condurre, è vero, tutto. Guarda, molti non sanno che lei ha frequentato anche il centro sperimentale di cinematografia io non lo e sapevo. lei ha rischiato di essere scelta da Bellocchio nel film I pugni in tasca, Niente che poi meno. invece realizzò la Pitagora, insomma, per una serie Bellissimo di motivi, sai, film di registi, Marco come Bellocchio. fanno, scelgono, hanno studiato insieme, quindi Raffaella è veramente una donna completa, cantante, cantante ballerina, intervistatrice, e anche attrice, e anche intervistatrice. attrice a teatro e poi ha fatto la radio. Ed era molto rigorosa, una professionista serissima, Guarda, non improvvisava mai, a differenza di quello che sembra. Allora, La ragazza perfetta, no? Questo sottotitolo che ho scelto è proprio perché tutti la descrivono come una donna stacanovista, cioè la prima ad arrivare e l'ultima ad andare via, molto esigente nei riguardi della sua squadra, molto diffidente, quando poi li sceglieva li amava per tutta la vita, ma molto esigente con se stessa, quindi questa è la prima regola di una donna di successo che poi si è fatta da sola in un mondo di uomini che l'hanno sì supportata, ma è stata lei la leader. Facciamo un po' di gossip, Gianni Boncompagni, Sergio Iapino. Guarda, allora sono stati compagni importanti della sua vita, Gianni Boncompagni la prendeva anche un po' in giro, nel senso che le faceva capire sì che era importante quello che lei faceva, però insomma si doveva anche un po' ridimensionare e stare con i piedi per terra. Che Hanno fatto un Boncompagni sacco di soldi insieme. Boncompagni era terribile, io no, me lo hanno ricordo. fatto tanti soldi Ah, sì, insieme, tantissimi. Sì. E Iapino è stato un suo compagno, quello che l'ha anche un po' accompagnata nell'ultimo periodo della malattia, Vero. sono rimasti molto amici. Ma poi c'è stato un periodo in cui lei era più spagnola che italiana, Ma è vero? sì, ma lei in Spagna era la regina, così come è stata la regina dei due mondi in tutta l'America Latina. Io in questo libro faccio parlare Ovidio Garcia, il suo agente argentino, che l'ha pazzesco, l'ha portata in tutto il Sud America, e tu immagina che quando arrivava Raffaella, erano i tempi
tempi in cui ancora c'erano le dittature, si aprivano ali di folla, cioè la gente veramente impazziva, forse perché lei è riuscita a restituire quella voglia di libertà, di spensieratezza che in quei paesi era anche un po' impossibile. È una delle poche star italiane che veramente è stata globale. Prima del termine. Globale, e guarda, lo hanno fatto anche altri artisti. Lo hanno capito questo. Lei secondo me è stata al di sopra di quello che accade per altri artisti nel mondo, perché lei è stata veramente una di loro, veramente molto impressionante. Quando è morta, infatti, in Argentina soprattutto ci sono stati pianti in strada, folle di persone in strada a piangerla. Pensa. E questo è abbastanza incredibile. Cosa hai scoperto di lei che non sappiamo? Ma guarda, ho scoperto che lei in realtà, vabbè, lo sapevano tutti, in realtà questa sua superstizione, la roba del sale, del viola, eccetera. Però Sì, il viola. No, il viola, infatti attenzione, faceva uscire le persone, io forse dovrei uscire, insomma. No, lei aveva, sai cosa ho scoperto? Una grande, appunto, questo perfezionismo forse un po' la rendeva allo stesso tempo fragile e un po' sola, sai, quando sei così perfetto, certo. Forse è difficile capire quanto le persone ti amano davvero. Sì. Posso fare un ricordo personale? Sì, non certo. bisognerebbe mai parlare di se stessi, No, ma io bello. che ho condotto con Katia Ricciarelli e Gianfranco D'Angelo Segreti e bugie, di cui lei era autrice, io mi ricordo questa cosa qua, che noi tutti ce l'avamo assieme, noi ce ne andavamo, lei si guardava il copione come se avesse dovuto condurre lei in Indomani, invece dovevo condurre io. Era pazzesca. E lei se lo studiava, era una roba pazzesca. Cioè, quindi... questo è il professionismo, la professionalità. Non ce ne sono tantissime così. Guarda, c'è un pensiero di Vincenzo Molli che ha scritto nel retro della copertina del libro, e lui dice Raffaella era unica, irripetibile, inimitabile, chi ha tentato di imitarla ha ottenuto dei risultati tristi, modesti, sì, è vero. Tu hai raccolto comunque i ricordi di diversi suoi collaboratori, ballerini, autori, truccatori, anche i frati di San Giovanni Rotondo. Sì. Ma perché? Ma perché lei in realtà era devota di Padre Pio, e lo era davvero, aveva una fede vera, sincera, pulita, tant'è che mi hanno raccontato i fraticelli, come li chiamava lei andò anche a inaugurare, che Radio San Pio li chiamava i fraticelli, una volta accennò anche in uno spettacolo a fargli ballare un po' il tuca tuca. Due fraticelli che ballavano il tuca tuca, e lei andava a San Giovanni Rotondo di nascosto, da sola, spesso, proprio per pregare. E quindi ecco perché lei ha voluto che le sue ceneri fossero portate in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo. Poi le sue ceneri sono invece a Porto Santo Stefano, all'Argentario, che era il luogo del cuore, quello insomma in cui lei amava il buon ritiro, in cui amava riposarsi. Senti, il tuo incontro con lei com'è stato? Ma guarda, io le ho sempre sfiorata, cioè perché racconto di Raffaella Carrà? Perché io in realtà non ho mai lavorato con Raffaella Carrà, l'ho sempre sfiorata. Tu eri al telegiornale, sì, però sai, era come se insomma una volta vado da Bob Sinclair che aveva appena fatto il remix di A far l'amore comincio tu, e dico adesso tra una settimana vado a intervistarla, non ci sono potuta andare, poi l'ho sfiorata una volta nel corridoio alla DEAR, poi l'ho rincontrata, e insomma io questa Raffaella non l'ho mai acchiappata, e l'ho acchiappata, è brutto dirlo, da morta, però l'ho fatto da cronista. Questo comunque è la tua ammirazione, poi la tua conoscenza è fuori di discussione. Ce ne sono eredi di Raffaella Carrà? No, lo dicevo prima, non ce ne sono eredi, perché secondo me lei era talmente completa e rappresenta una fetta di questa storia dello spettacolo, forse perché è finito il varietà, forse perché è cambiata la televisione, non mi pare che ci siano artiste così complete. Posso dire forse in ambito maschile, possiamo citare Fiorello, ma chissà, però in ambito femminile. Guarda, l'altro giorno era dov'ero? A Artena, vicino Roma, a presentare il libro, ho incontrato una bambina di 6 anni che partecipava al concorso Rumore a Bellaria e cantava ballo ballo, chissà, forse quella, 6 anni, poi diventerà la sua erede. Forse sarà lei. Forse sarà lei. Ma con una caratteristica, dovrà studiare parecchio, non improvvisare come usa adesso. Tantissimo, perché Raffaella studiava sempre. Raccontano che in Argentina la sera tutti poi andavano a cena, lei invece mangiucchiava qualcosa, si chiudeva in camera e studiava lo spagnolo. Le mettevano anche un filo, un capello, per vedere se era uscita dalla sala. Perché lei conduceva in spagnolo, lei a un certo conduceva punto era in spagnolo, ed è stata l'unica, ricordiamolo, che ha
ha resistito a un'intervista al David Letterman Show in puro inglese, cioè parlando in inglese, e quindi è stato uno tremendo, tant'è vero che ha cercato anche un po' di incastrarla, perché a un certo punto ha detto: ma lei scusi signora Carrà, quanto guadagna? Ha detto: guadagno quanto mi merito. Bello, bellissimo. Senti, stai facendo una tournée per presentare... Mamma mia, guarda, allora questa sera sono a Mascali, poi ho altre date. A Mascali, sì, aspetta, mamma mia, diciamolo bene. allora Piazza Duomo alle 19:30. Stasera a Mascali. Poi a Barcellona Pozzo di Gotto domani, a Riposto il 26, il 27 a Santa Ninfa, il 28 a Santa Teresa di Riva e il 29 a Messina. C'è un tour, insomma, comunque, un vero e proprio tour. Sì, faccio un po' Come una la rockstar. Raffaellina, sono una rockstar. Non so se resisterò al caldo, ma insomma un po' per tutti. Comunque bellissima questa tua cosa. Allora, ti aspetto, non è certo. che magari mi capiti in piazza, così. Non mi dire di ballare stuccatura, No, però se mi capiti in piazza, insomma, sono molto felice. Rischio grosso. Caramba, che carà. Diana Panniteri, Morellini editore, stasera a Mascali, Piazza Duomo alle 19:30. Guardate che bella fotografia anche in copertina. Complimenti ancora. La foto di Marinetta Saglio, che era la fotografa ufficiale personale di Raffaella Carrà. Fantastico. La ragazza perfetta, è così che è il sottotitolo. Fantastico. Diana Panniteri, grazie per essere stata con noi, e tanti complimenti. Adesso facciamoci due risate con Insieme. Aiutami. Siediti. Scusate le spalle. Uè, ciao Anna, ciao bella. Oh, è venuta anche tua figlia dall'università. Ciao. Sono 15 anni che va all'università. Fa lingue. Azzo. Scusate, è libero? Ci fosse stata posto in paradisi. Ciao, brutta fatta. Mia sorella. Piacere. È sorda forte, non capisci una parola, devi fare tutto a gesti. Madonna, poverina, e come fa? Poverina, io so 40 anni che la sopporto. Beh, cantiamo, va bene. Oh Maria, quando sei bella, sei la gioia e sei l'amore. Ave Maria, piedi grazia, amen. Guarda chi è trasuto. Chi è? Quella bella pezza di Filomena, che coraggio a venire nella chiesa. Chi? Filomena. La figlia di Rocco. Rocco. Ah, è trasuto Rocco. Rocco, la figlia. Filomena. Filomena, bella pezza. Ha fatte battaglie. Battaglie, D'Artagnan, Aramischi, tre boschettoni, battaglie. Signore mie, pigliate domani mattina una botta secca, Ave Maria, pendi grazie a me. Fossero sante le parole Fossero sante, Ave Maria, pendi grazie a me. Ave Maria, pendi grazie. Filomena tiene l'amante. Lo sapeva già. Filomena tiene l'amante, com'è amante? Amore. Cuore. Cuore. È stata colpita da Cupido. È stata colpita da Cupido. Amore, cuore, Cupido. L'arco. La freccia, ti inganna una freccia. Signore mio, domani mattina sotto un tir faccio fa pure la retromarcia per sicurezza. Ave Maria. Fossero sante le parole Fossero sante. Ave Maria, piena di grazia a me. Ogni sera viene l'amante con la macchina. Lui bussa e lei scende. Ogni sera viene l'amante con la macchina. Rocco munge. Munge. La macchina. Utaralla. Utaralla di Rocco. Siamo in chiesa, che si fanno sti gesti in chiesa? Lui bussa e lei scende. Rocco! Appena scende si leva l'anello. Appena scende è morto. Tumulato.
È rimasto un po' di cemento qua, la foto. L'hai fatto morire a Roma. E non la finì a più. Ave Maria Pedica. Beh, che c'è? Lascia stare. Che grida un po' mia sorella? Che posso fare? La postaccia di mia sorella è sorda. Vergognati, Teresa, parli proprio tu che vieni in chiesa a 96 anni senza nemmeno un udente. Vergognati! Dove te la metti la comunione? In tu panino cu kebab? Scusa, una curiosità. Scusa, una curiosità, ma quando siamo venuti qua tu non zoppicavi un po'? Sì, ma quando mangazzi ma drizzi. Ah, vabbè. Comunque guardate avanti, lasciate perdere, guardate avanti, sguardo alto e preghiera. Questa è gentaglia, No, questa no, è no, gentaglia. no, no, io guarda, lo so, perché ci vogliono... Sgualdrina! Ehi! Siamo in chiesa! Non si dice sgualdrina in chiesa. No, perché sono senza soldi. Ah, non capisci, quando uno è senza soldi... Sgualdrinata, non sgualdrina, No, sgualdrina offende in chiesa. Sgualdrinata! senza gridare. Sì, E buttata! Ehi! Sei seduto? No, fino a casa del vescovo, no. Guardate avanti. In chiesa si viene per pregare. In chiesa siamo tutti cristiani, tutti figli di Dio. Ci scambiamo la pace e prendiamo la comunione. Quando usciamo dalla chiesa, da una sbranca di ferro in testa, ma in chiesa no, se no che cristiani siamo. E io lo so, io prego anche per il nemico. Ma non sono nemici, sono cristiani come a noi. Dobbiamo avere solo un po' di tolleranza. Io li tutto tolgo, qua. io ho fatto 40 anni di cataclisma ai bambini. Abbiamo capito. Pure io ho fatto il cataclisma da lui. E non è morta ancora. E io lo so, perché se vuoi andare in paradiso devi pregare anche per chi sparla di te. Sparlate, tanto non ci tengo. Tanto prima o poi noi andiamo in paradiso. Prima se ne va mia sorella fra una mesata e dopo anche voi. Guardate avanti Ave e Maria basta, Pedica, guardate grazie. Guarda avanti. Ave Maria Pedica. Calma. No, mamma mia, sputate in chiesa fino a sesto banco, pazza! Terza a Seul nell'88. Sì, alle Olimpiadi. Ave Maria Pedica. Ma basta! E ringrazio che non tengo catarra. Oh Maria, quando sei bella. Sacriamo il sacro, divertentissimo. Allora, adesso è il momento del caffè di Marco Amato in collegamento con noi. Buon caffè, buona giornata. Buon inizio settimana a tutti. Anche a te, grazie. Sappiamo che oggi parli della sfida tra Vingegaard e Pogacar. Ma dove li hai presi questi al Tour de France? Non li ho presi, ma mi ha molto affascinato la dinamica di sport, la dialettica zodiacale che hanno entrambi. Mi piace la dialettica zodiacale, vediamola. Allora, dunque, il vincitore, Vingegaard, è assolutamente un sagittario metà uomo, metà animale, il sagittario, il segno più portato per gli sport, un centauro per natura, era già favorito e ha surclassato il campione uscente, che era appunto questo Pogacar, che è della Vergine. Sicuramente il metodismo virginiano dà una costanza nello sport molto alacre, è sempre molto convinta di quello che fa, ma non basta solo il tecnicismo, perché lo scatto tipico dei segni di fuoco, soprattutto quando abbiamo davanti un sagittario la cui forza è decisamente nelle gambe, la virtù dei sagittari proprio lì, hanno una potenza assolutamente vincente. Inoltre, sempre per regola zodiacale, era il sagittario molto più favorito della Vergine, proprio perché adesso la Vergine con Marte può agire un po' meno, mentre invece si dava per vincente e zodiacalmente le stelle confermano. Sarà ottima la carriera di questo giovane che ci sorprenderà ancora di più, le stelle dicono, e è sempre interessante per noi vedere come le indicazioni zodiacali possono aderire alla realtà. Ebbene, oggi è un giorno pure speciale perché una delle mie icone preferite fa il compleanno. Chi è? È una bellissima leone, Michele, che ha cavalcato tra l'altro le scene per più di 30 anni, mantenendo sempre un'immensa bellezza, ed è la signora Jennifer Lopez. Evviva, ma che bello! Oggi è il suo compleanno, allora, fantastico. Bellissima e sensualissima questo caso di leone, che appunto dicevo ha saputo sempre stare sulla cresta dell'onda, e soprattutto ci ha stupito nella sua vita sentimentale, perché il suo grande amore, che è uno dei 3 fratelli
di Hollywood, Baldwin, Affleck mi pare, non ricordo Ben bene. Affleck, Ben Affleck, esatto. Ben Affleck è leone anche lui, quindi una coppia fatta proprio di due leoni. Ma Le leone atleti più leone fuoco. vanno bene insieme, sì? Come cantava Raffaella Carrà per il leone, fuoco e passione. Infatti, tutte e due sono un re e una regina, e spesso hanno avuto delle liti, tra l'altro la seconda o la terza volta che si sposano non ricordo bene. Certi amori non finiscono, cantava qualcuno, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Ecco, magari loro sono proprio la dimostrazione del fatto che anche nello star system hollywoodiano una passione vera, un amore vero, per quanto possa incontrare vicissitudini alti e bassi, si può sempre rincontrare. I segni di fuoco in questo, tra l'altro, sono quelli che hanno più una chimica di passione, anche di ferina, aggressività tipicamente leonina, tant'è vero che Ben Affleck deve girare il seguito di Daredevil ed Electra e incontrerà sul set un altro segno di fuoco, un ariete, che è la bellissima Jennifer Garner, che è anche sua ex moglie. Quindi qui l'affare si intreccia, si imbroglia, già, tant'è vero che la Lopez ha stilato un decalogo di regole che dovrà il marito assolutamente osservare, perché da brava leonessa è ferocissimamente gelosa. I segni di fuoco per adesso trionfano: il secondo giorno di Leone, buon compleanno a tutti i leoni, Sagittario e Ariete sulla cresta dell'onda. Bene anche gli Aria, Gemelli, Bilancia, Acquario, che proprio combusto e comburente anche nella chimica dello zodiaco, gli elementi compatibili chimicamente tra loro sono assolutamente più avvantaggiati. Gemelli e Bilancia devono pensare bene a come porsi, mentre invece Acquario deve cedere un po' più all'amore. Benissimo anche i Terra, che vengono lasciati in pace. Toro, Vergine e Capricorno, un po' di lavoro in più per la Vergine, il Toro aggiusta, il Capricorno è abbastanza sereno nelle sue scelte. Gli Acqua, dolcissimi, fanno un po' più di fatica in questo periodo in cui hanno bisogno fortemente di riposo, in particolare il Cancro. Lo Scorpione vorrebbe riposarsi ma non saltare senza lavorare, mentre invece i Pesci sono sempre divisi tra sentimenti e un costante alacre sacrificio lavorativo. Hai capito? Ci sembrava vabbè, benissimo. Grazie a Marco Amato, buon caffè. Ci vediamo. Grazie a voi e buon inizio settimana. Ci a vediamo presto. domani. Grazie, a domani. Cosa hai detto noi? Che dobbiamo lavorare? Lavorare. Va bene, ci piace lavorare così con voi. Allora, lo sapevate che oggi, 24 luglio del 1783, nasceva a Caracas Simón Bolívar, fondatore della Bolivia e della Grande Colombia, eccolo qua. Per tutti i sudamericani è il simbolo dell'indipendenza dai conquistatori europei. 24 luglio 1802 in Francia nasce un altro grande personaggio, Alexandre Dumas, l'inventore dei Tre Moschettieri, di D'Artagnan, uno dei primi scrittori ad aver inaugurato una saga di grande successo con un seguito 20 anni dopo. 1847, dopo una peregrinazione durata quasi 20 anni, gli appartenenti alla setta cristiana dei Mormoni si stabiliscono in una valle a nord del Nevada e fondano Salt Lake City. Il romanzo di Arthur Conan Doyle, La Valle della Paura, racconta anche, se metaforicamente, di quei giorni. Eccola qui, La Valle della Paura. 24 luglio 1907 a Pachino nasceva Vitaliano Brancati, grande scrittore, sceneggiatore della sua best seller del 49, Il Bello Antonio. È stato dato un famoso film indimenticabile con Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, racconta la Catania del dopoguerra tra l'altro. E poi anch'io lo devo leggere, sì. L'anno seguente, cioè nel 1908, alle Olimpiadi di Londra, Dorando Petri, ormai stremato, taglia per primo il traguardo della maratona. 2 giudici preoccupati lo sorreggono e questo lo farà squalificare, gli farà perdere la medaglia d'oro quando si dice mannaggia. Vabbè. E noi continuiamo a parlare di sport. 24 luglio del 1923 Edoardo Agnelli viene eletto presidente della Juventus. Comincia così il sodalizio tra la squadra bianconera e la famiglia degli industriali torinesi, che dura ancora oggi. 24 luglio 1949, ecco la foto, la prossima, eccola qui. Fausto Coppi vinceva il Tour de France
France davanti a Gino Bartali. È il primo ciclista della storia a riuscire a vincere Giro d'Italia e Tour de France nello stesso anno. Il campionissimo, sempre il 24 luglio, ma nel 1974, la Corte Suprema degli Stati Uniti all'unanimità emette una sentenza con cui giudica il famoso presidente Richard Nixon, si vede nella foto, è un po' distante, indegno a proseguire il suo mandato alla guida del paese. Sono gli esiti del caso Watergate, quando la stampa era davvero il cane da guardia del potere. Certamente moltissimi di voi hanno seguito la serie Dahmer Mostro, ma forse pochi sanno che il serial killer di Milwaukee, che si cibava della carne delle sue vittime, è stato arrestato proprio il 24 luglio, stiamo vedendo la foto, del 1991. Ma che orrore. Adesso c'è ora di fare la colazione, mamma mia. E chiudiamo con quello che ricordava Marco. Allora, oggi è il compleanno della grande Jennifer Lopez, J-Lo, come dicono gli americani. È nata a New York il 24 luglio del 69, ha cominciato nel mondo dello spettacolo come ballerina, poi è diventata una pop star, poi un'attrice completa, grandissima. E noi ci lasciamo con le note di uno dei suoi brani più famosi, Jenny from the Block, Jenny del quartiere, del palazzo vicino, del Potofino. Va bene, grazie per essere stati con noi, buongiorno Sicilia, a domani. A domani.